alle regionali 2025 in diretta Focus TG. Il segretario veneto della Lega rilancia dopo il sondaggio pubblicato in questi giorni un'arma da usare con gli alleati per ottenere il candidato a Palazzo Balbi. Inchiesta corruzione, vertice di maggioranza in queste ore a Venezia, e mentre l'opposizione fa le prove per il campo largo si avvicina il Consiglio Comunale con Brugnaro che Antena 3 venerdì in diretta trasmetterà con un'edizione straordinaria alle 9:30. Autovelox sequestrati tra Venezia e Vicenza. Il Codacons presenta un esposto alla Corte dei Conti del Veneto per danni erariali e raffica di ricorsi in arrivo. Settantenne di Spinea morta in rianimazione con il sospetto di aver contratto il virus della zanzara tigre. Era tornata recentemente dall'estero, disposti accertamenti la disinfestazione della zona dove abitava. L'auto prende fuoco, paura per una coppia di turisti stranieri che si salva lanciandosi dall'abitacolo in fiamme, tragedia sfiorata a Pieve del Grappa. In Veneto si riducono da 30 a 15 giorni consecutivi di somministrazione temporanea di cibo e bevande durante manifestazioni sacre. Lo ha deciso il nuovo codice del commercio regionale. L'assessore Marcato basta con la concorrenza sleale a bar e ristoranti. A Padova l'ultima prova 2024 del test per l'ammissione ai corsi di medicina, in partenza il prossimo ottobre in 2500 per 564 posti. Schio in festa per la medaglia d'oro olimpica di Thomas Ceccon, la nonna del campione. Con quella gara mi ha fatto morire e a Creazzo lo aspettano per una festa nella piscina dove ha mosso le prime bracciate. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura la politica, lo avete sentito dai nostri titoli, si scalda la corsa alle regionali 2025. In diretta a Focus TG con il direttore Luigi Baccialli. Il segretario veneto della Lega rilancia dopo il sondaggio pubblicato in questi giorni dal Corriere: il Carroccio può vincere da solo, un'arma da usare con gli alleati per ottenere il candidato a Palazzo Balbi. Noi siamo assolutamente convinti, e il sondaggio insomma lo conferma, ne rifaremo un altro nel corso dei prossimi mesi, che la Lega da sola possa vincere le elezioni regionali. Dalle parti di Luca De Carlo e del quartiere generale di Fratelli d'Italia in Veneto le orecchie staranno fischiando parecchio, ma la Lega di questi tempi vuole mostrare i muscoli e il recente sondaggio di Queris, con il Carroccio affiancato da lista Zaia e lista sindaci in corsa solitaria, capace di raccogliere un ipotetico 35% sul centro-sinistra al 29% e soprattutto sul blocco Meloniani-Forza Italia al 16%, la dice lunga sul fatto che nulla è stato ancora scritto di definitivo sul centrodestra a Palazzo Balbi 2025, tanto da spingere il numero uno del Carroccio in Veneto a dire che sì, questa ipotesi potrebbe esistere, ma che forse, più concretamente, potrebbe essere usata come grimaldello per porre una condizione essenziale sul tavolo. Questo non lo facciamo perché vogliamo andare addosso a qualcuno, ma perché nell'alveo del centrodestra siamo convinti che la presidenza della regione spetti a un militante della Lega. Lista Lega, lista Zaia e lista sindaci, con Mario Conte in testa, il tridente che Roberto Marcato lanciò per la prima volta proprio a Mede Nord-Est e che ovviamente conferma. Tutte e tre queste liste a matrice autonomista in Veneto avrebbe un consenso straordinario. L'ho sempre pensato perché sono un uomo che sta sulla strada e io le voci le sento e la pensano esattamente così. Per cui anche qua chi immagina che la partita sia già definita, ecco, forse non ha capito, la partita è ancora lunga, la giochiamo e la giocheremo secondo le nostre regole. Ma perché limitarsi al tridente? Per Stefani la truppa leghista in solitaria potrebbe avere anche altre armi. Non solo lista Lega, lista Zaia, lista di amministratori, io direi che possiamo allargarci anche ad altre liste civiche, perché abbiamo la possibilità di farlo come Lega, abbiamo la struttura per poterlo fare e quindi dobbiamo assolutamente essere consapevoli di un peso elettorale che non è soltanto il peso della lista Lega, ma è anche l'insieme di amministratori che all'interno di questo bacino elettorale hanno dimostrato di seguire anche questo percorso. Uno Stefani deciso tra l'altro a riproporre l'iter del terzo mandato per Zaia, apparentemente tramontato. Proprio lui, il governatore che sembra non avere un futuro chiaro, è però il primo a gettare acqua sul fuoco della corsa solitaria del Carroccio. Io penso che sia fondamentale confermare questa alleanza che noi abbiamo, con la quale stiamo governando questa regione da 14 anni. Abbiamo una buona intesa, c'è una bella intesa a livello nazionale, poi ovviamente i sondaggi confermano un sentiment e vanno rispettati per quel che sono, però sono dei sondaggi. Meglio pensare al presente. Il presente dice che c'è da riempire un'importante casella della Giunta, quella dell'ormai ex assessore Elena Donazzan. Mi sono preso del tempo utile per tutte le parti, spiega Zaia. Non c'è nessun problema né difficoltà o attriti. La nomina verrà fatta in serenità e sarà di qualità. Immagino entro le prime settimane di agosto, forse prima del 15.
Nel pomeriggio si è svolto a Mestre un vertice dei partiti di maggioranza in vista del Consiglio Comunale di venerdì mattina. Secondo alcuni potrebbe essere addirittura la resa dei conti definitiva, nel bene o nel male, dell'avventura politica di Luigi Brugnaro, arrivato al 9° anno da sindaco di Venezia. In ogni caso, il Consiglio Comunale in programma venerdì mattina a Mestre, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 9:30, si preannuncia non solo infuocato come quello che l'ha preceduto, ma per certi versi storico, visto che mai il Comune di Venezia si era trovato al centro di un'indagine così ampia che coinvolge i vertici dell'amministrazione e delle sue partecipate. Di questo Luigi Brugnaro dovrà parlare davanti all'Assemblea, in una seduta in cui non è solo l'opposizione a chiedere chiarimenti. Noi abbiamo chiesto di chiarire la posizione e cosa intende appunto il sindaco fare per quanto riguardano i vertici delle società partecipate dove ci sono delle persone indagate. Se le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono le dimissioni del sindaco, all'interno della maggioranza Fratelli d'Italia appare l'osservato speciale. Rinnovando il sostegno a Brugnaro, il coordinatore veneziano del partito Raffaele Speranzona ha però sottolineato che in tema di giustizia il suo partito non fa sconti a nessuno. Speranzona è peraltro tra i possibili candidati sindaco alle prossime elezioni. I temi comunque non sono nuovi. Già nel 2020 il primo consiglio comunale convocato dopo l'ampia vittoria che confermò Brugnaro alla guida della città si era infatti infiammato su eventuali conflitti di interesse del primo cittadino. Con l'impiego di uomini che sono responsabili delle sue aziende e che lei ha portato anche ad avere responsabilità nell'amministrazione della cosa pubblica, lei si attiva in tutti i modi per far fruttare al massimo quell'area. Nel mirino delle opposizioni c'era lo scambio di mail tra il vice capo di gabinetto di Brugnaro ed ex dipendente umana Derek Donadini con i rappresentanti del magnate asiatico di Singapore come possibile acquirente dell'area dei Pili, così come era stato riportato dai quotidiani. Voglio citare e ringraziare pubblicamente Maurice Ceron, il mio capo di gabinetto, Luca Zuin e Derek Donadini, i suoi 2 vice. Grazie ragazzi di vero cuore. In quell'occasione Brugnaro aveva ricostruito l'intera vicenda Pili assieme all'architetto Danilo Gerotto, direttore dello sviluppo del territorio del comune, ricordando il trust al quale si è affidato per non avere conflitti di interesse. Iniziano l'anno successivo alle elezioni, più o meno nel 2016, almeno da quello che leggiamo, magari ce n'erano anche di precedenti, anche successivamente il Brain Trust, quindi anche successivamente al dicembre 2017, continuano sempre da quanto si legge, con i rappresentanti del sindaco. Se la signora Samba qualcosa, vada in procura della Repubblica immediatamente, basta questa storia giustizialista, con la mascherina se davanti al video da sola a casa, si mette la mascherina, se guarda, ci sta che si accende, si mette a posto. Noi cambiamo argomento. Autovelox sequestrati, il Codacons presenta un esposto alla Corte dei Conti del Veneto. La vicenda degli autovelox sequestrati dalla Procura di Cosenza è ora all'attenzione della magistratura contabile. Il Codacons ha presentato un esposto alla Corte dei Conti di 10 regioni italiane, tra cui il Veneto, dove erano installati gli apparecchi al centro dell'inchiesta. Nel mirino dell'indagine 2 autovelox a Favero Veneto, lungo via Martiri della Libertà. Il comune nell'inchiesta è parte lesa, visto che al centro dell'indagine calabrese infatti c'è il titolare della ditta che ha fornito le apparecchiature alle varie amministrazioni locali. L'accusa è di frode in pubbliche amministrazioni. Gli accertamenti hanno rivelato la mancata omologazione delle apparecchiature, fatto surreale per l'Associazione Difesa dei Consumatori Adico, che auspica che le illegalità emerse portino al sequestro di altri autovelox. Ci auguriamo che siano solo i primi 2, perché a riguardo noi non entriamo nel merito se una multa è giusta o se è sbagliata, ma di fronte al fatto che si utilizzano delle apparecchiature non omologate ci fa capire la gravità della cosa. Non riusciamo a concepire come fa una pubblica amministrazione a dotarsi di strumenti che non siano omologati, cosa che un privato non riuscirebbe a fare. Inevitabile a questo punto una raffica di ricorsi da parte di chi ha ricevuto sanzioni ed è ancora nei termini per impugnare le multe. Ciò potrebbe comportare il rischio di condanna dei comuni al rimborso delle spese legali. Dovrebbe essere giusto che le persone che hanno pagato qualcosa che non doveva vengano risarcite. Purtroppo sappiamo anche che non possiamo incoraggiare le persone a pensarlo, anche se stiamo valutando se veramente qualcosa si può fare in questa direzione, perché purtroppo in Italia quando si paga
sappiamo che è difficile poi andare a chiedere la restituzione di una multa pagata. Diversamente chi invece gli è stata notificata e deve ancora pagarla, certamente gli si aprono dei scenari completamente diversi. I costi per le casse degli enti locali, tra i rimborsi agli automobilisti e mancate sanzioni legate allo spegnimento degli autovelox, potrebbero quindi essere ingenti e ricadere sulla collettività. Settantenne di Spinea trovata morta in rianimazione con il sospetto di aver contratto il virus della zanzara tigre. Una pensionata settantenne di Spinea è deceduta in terapia intensiva all'ospedale All'Angelo dopo essere stata ricoverata con il sospetto di aver contratto la chikungunya, un virus trasmesso dalla zanzara tigre. La donna aveva manifestato i sintomi al ritorno da un viaggio all'estero, ma i test ospedalieri non hanno ancora confermato se la malattia sia stata contratta durante il soggiorno o se il decesso sia dovuto ad altre cause. I risultati degli esami, attesi nei prossimi giorni, chiariranno la situazione. In via precauzionale il comune di Spinea ha ordinato una disinfestazione straordinaria delle strade dal 30 luglio al 1 agosto. L'ASL ha predisposto interventi adulticidi e larvicidi in un raggio di 200 metri dal luogo del presunto contagio. Le aree interessate includono via Cici, via Capitanio, via Roma e via Bellini, inclusa la scuola primaria Goldoni. Queste misure sono state adottate per prevenire ulteriori contagi e garantire la sicurezza dei cittadini. Tragedia sfiorata a Pieve del Grappa. Si trova ricoverata in ospedale sotto shock con diverse escoriazioni una 26enne tedesca che si è gettata fuori dall'auto che stava guidando dopo che il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. La donna si trovava assieme a un amico e stavano salendo verso Baita Camol sul Grappa lungo la provinciale 140. Per cause ancora al vaglio agli inquirenti, il veicolo si è incendiato e la conducente si è salvata lanciandosi appunto in strada. Illeso il ragazzo che era con lei. Sul posto i vigili del fuoco da Castelfranco e il 118 di Pedemontana Emergenza, oltre ai carabinieri di Pieve del Grappa. Disagi al traffico con la provinciale che è stata bloccata per diverso tempo fino a che le fiamme non sono state completamente spente e non è stata messa in sicurezza l'area. E ora sentiamo quale sarà uno dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge sul commercio della Regione per limitare quella che è stata definita la concorrenza sleale ai ristoranti. Le regole valgono per tutti, insomma, non può essere che una sagra duri 30 giorni consecutivi a scapito di ristoratori e baristi. Li hanno ribattezzati professionisti delle sagre, magari scollegati al territorio, pronti però a stabilirsi per un mese con panchine e tavolini in una località, danneggiando in quella che è stata definita concorrenza sleale gli esercizi pubblici del luogo. Nel nuovo disegno legge della Regione Veneto sul commercio si pone un freno al fenomeno. Abbiamo ridotto i 30 giorni consecutivi a 15 perché ci sono situazioni dove effettivamente sono i professionisti delle sagre che non hanno nulla a che fare col territorio, con la ricaduta sul territorio o con le raccolte fondi per la parrocchia, per l'asilo, ma sono un'alternativa evidentemente non organizzata e non con le stesse caratteristiche che hanno albergatori, ristoratori, baristi. Più in generale l'obiettivo del disegno di legge è quello di una riforma che semplifichi e diminuisca la burocrazia per facilitare lo sviluppo del settore, favorendo il commercio al dettaglio e razionalizzando le grandi strutture di vendita. Credo sia giusto che il Comune possa identificare l'area dove insediare le medie strutture di vendita. E questo perché c'è il rischio che queste medie strutture di vendita si insedino in zone non adeguate e poi con il passare del tempo diventino grandi parchi commerciali. Allora, anche qua serve una razionalizzazione. A Palazzo Balbi è stato presentato anche un nuovo strumento di agevolazione bancaria per le aziende agricole in collaborazione con gli istituti bancari. Ad oggi sono state presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti circa 1400 domande di aiuto a valere sugli interventi del complemento di sviluppo rurale per un totale di oltre 360 milioni di euro di spesa richiesta, con uno stanziamento di 175 milioni di contributi pubblici. A Padova oggi l'ultima prova del 2024 del test per l'ammissione ai corsi di medicina.
2.511 domande, 1.789 ragazzi, 723 maschi. Oggi la seconda e ultima prova per il 2024 per l'ammissione ai corsi di medicina e chirurgia e al corso di odontoiatria. 564 i posti disponibili tra Padova e Treviso, 89 quelli assegnati ai ragazzi che già hanno superato il test lo scorso anno mentre erano in quarta superiore. Giovani che spesso riprovano, come questa studentessa che arriva da Conegliano e sogna di specializzarsi in oncologia. È la prima volta che provi il test? No, è la seconda. Sì, l'ho fatto anche l'anno scorso, non sono passata e proviamo questa volta. Quindi l'obiettivo è andare a Treviso, se ci riesci? Sì, Treviso oppure qui a Padova o anche a Udine, che è abbastanza vicino a casa. Non sono entrata, ho fatto un anno da un'altra parte e adesso sono qua. E qual è il sogno? Entrare a medicina per poi diventare? Pediatra. Io sono da Cassola, vicino a Bassano. Anch'io ho fatto come lei un anno a infermieristica, però comunque mi piacerebbe fare medicina, vorrei fare chirurgo io. Questo studente arriva da Vicenza. Dove vorresti frequentare medicina? Personalmente Bologna. Bologna o Milano. Quindi un punteggio abbastanza alto da conseguire, ma non ho paura, andiamo. Qualcuno critica il test, cambiato nella formula nel 2024. Mentre prima era più meritocratico, adesso con la banca dati non è più meritocratico, una persona si impara a memoria le domande, le risposte, quindi uno viene qua e fa il talk a memoria, come penso la maggior parte delle persone qua. Un test che continua ad essere criticato sul numero chiuso di medicina, ancora la politica sta dialogando, da una parte la richiesta incessante di medici, dall'altra un test d'accesso necessario per le università. Si è sempre cercato in questi anni di trovare una formula che possa raccogliere, diciamo così, la maggiore efficacia nell'intercettare studenti che siano poi performanti nel percorso di studi. Quello che posso dire è che questa formula attuale comunque recluta all'interno del corso di studi di medicina studenti di qualità, perché noi ogni anno laureiamo circa il 50% degli studenti di medicina alla prima sessione utile per la loro formazione, quindi vuol dire per il loro conseguimento del titolo, quindi vuol dire che chi entra poi performa in modo eccellente nel percorso di studi. Lo sport ora, schio in festa per l'oro olimpico di Thomas Ceccon. The Italian Thomas Ceccon coming through the field. Ceccon gold. Quant'è la felicità nel vedere proprio i risultati anche raggiunti di volta in volta da questo ragazzo? È tantissima, perché tutti abbiamo fatto sacrifici, tutti quanti, i nonni per lui, i nonni da parte della mamma, da parte del papà, ci siamo aiutati un po' tutti e fra tutti siamo arrivati così, insomma. Emozionata e felice la nonna di Thomas Ceccon, il 23enne scledense che si è aggiudicato l'oro nei 100 metri d'orso a Parigi. Un oro, il suo, che pesa ancora di più perché, come ci dice nonna Roberta Rigoni, è come se l'avesse vinto tutta la famiglia. Stanotte è stata presa d'assalto al telefono. Sì, fino alle 1:30 di notte, sì. Orgoglio anche espresso dalla sindaca di Schio, Cristina Marigo, a nome dell'intera città. È stato un momento di grande orgoglio anche ieri sera. Tra l'altro noi eravamo in consiglio comunale proprio nell'ora in cui stava disputando la sua gara, perciò eravamo tutti lì che non vedevamo l'ora di riuscire ad uscire e a capire cosa fosse successo e a vederci la gara. Infatti siamo corsi ed è stato un momento di grande esaltazione, c'è stato uno scambio di messaggi, di telefonate, perché è veramente un grande orgoglio per la nostra città. E quando arriverà? Che avete già pensato di fare? E ieri sera abbiamo iniziato a metterci in opera, a far girare il cervello e a pensare cosa possiamo fare per accoglierlo nel migliore dei modi. Insomma, sarà festa grande. Intanto Thomas ha ancora altre gare da disputare in questa Olimpiade parigina e accanto a lui restano le persone che gli hanno voluto e gli vogliono bene e lo hanno sempre supportato. Quale sarà la prima cosa che gli dirà appena lo vede? Mi hai fatto morire dalla paura perché avevo paura di fare un infarto, anche se non l'ho visto subito, che l'ho visto dopo. Però hanno cominciato anche le auto qua col clacson, come quando fanno il calcio che vincono, a passare a suonare alle 11:30 di notte per la via. Comunque anche da parte sua, insomma, tanta felicità, tanta gioia. Ho pensato tanto anche a mio papà, che era sempre davanti alla televisione con lo sport. Spero che lo abbia visto. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.